C'è imbruttiti, oggi siamo a Gran Torto in provincia di Padova, ho scovato un personaggio che farà emozionare molti di voi con tradizione e cultura, insegnandovi qualche parola di vento che sicuramente non conoscete. Siamo qui con Mauro Marcon, lui è un esperto tradizioni venete, lui ha collaborato per fare diversi libri anche con Walter Basso. Proprio qui a Gran Torto, domenica 3 giugno, c'è la 15ª edizione dei Lavori di una volta, c'è una bellissima festa in piazza, potete venire anche qua e vedere tutto quello che vi sto per mostrare. Lui lo chiamano il custode delle tradizioni venete. Questo, che si chiama spasseio, il bambino si metteva qua dentro e camminava avanti e indietro. Così ti imparava qua un po' forse a dire qualche mezza bestemmia, perché quando chi camminava qua e arrivava qua in fondo si pizzicava e manca, capisci? Questo qua che ho fatto un blocco, qui che vede sto affare qua, si ricorda che da piccoli si pizzicava e manca. Uno arrivava qua E era il blocco e non riuscivi. avevo idea questo bambino da grande, nel senso che respira e questa era proprio le sgalmare qui c'ho di sotto per non consumare la suola sto paio di savate qua, perché queste qua la chiude tutta la tribolazione, la voglia di fare, i patimenti dei nostri. Sì. Guarda quante volte questa signora qua si era risuolata e aggiustasse queste savate qua, guarda quanti soldi che ha messo qua a retta, con il copertone di bicicletta che ha messo sotto la stessa. Guarda qua. Questi che ha più di 100 anni. Pantaloni di velluto. Avevamo il letto col paillon, e cioè il materasso fatto quindi... piscatossi il sorgo, quindi sto sacco qua bisogna cambiarlo ogni anno perché sennò fa proprio le specie di piocini dei paillette che dopo pettegati insomma. Prendevano qua le scartoffie della pianta del mais, si metteva qua, vediamo come che se poi. Insomma dai, è abbastanza comodino, diciamo un po' la schiena si inarca, messo vabbè. Maga dormiva sul letto de paglia. Mamma Sì. l'aveva fatto nascere i cavalieri sotto di lì. Ha messo una tela e Farfai ha fatto gli uvi e dopo è nato i cavalieri perché costava massa skate. I cavalieri salivano i banchi da sé. Sì. E erano due sistemi. O ti mettevi proprio al caldo in letto, cioè. Sì. Oppure le donne che erano prosperose addirittura incubava in mezzo al seno. Quindi ho fatto nascere sul letto. Quindi non era prosperosa lei? No. Ecco, vabbè. Caldarsi il letto che era monaca e affogata e poche brosse che restava gli metteva dentro qua. Questa qua è affogata che serviva un telaio per tenere alte le lenzuola. L'angolo del Massuin, il Nocino, una delle feste più importanti della cultura veneta era il Dichete Copai il Maschio. Il Maschio era una roba importantissima, non a caso che ha fatto il salvadanaio a forma di maialino, perché che il poco che si avanzava si riportava il marcio, che dopo quando che ti lo macellavi era il sostentamento per tutto l'inverno, era il stampo delle mutandee e il Nocino per liberarsi dei ragazzi e si era inventata questa storia, mandare il ragazzino in una famiglia vicina, prendere il stampo dei mutandee. Quindi, Che non esisteva, che era una roba che non esisteva. quindi era uno scherzo che si faceva. E faceva così, e guidava io, e seminava un campo intero. Questa è la carriera della Luia, collegata a Luia al paio, non si dice niente altro che avere preso proprio la scrofa, quindi la mamma dei maialini, legarla con questa catena qua, e la solo un paio piantare in cotte. Questo è un bossolo della contraria, che ha fatto il manico del falcetto. E anche qua non si buttava via Non si niente. butta via niente. Qua hai ricostruito praticamente tutta una cucina come era una volta qua. Esatto. E soppresse se vecchio o no? E poi soppresse le quelle stanno. Il composto sta storia qua perché è fatta così? Perché i tovagli gli faceva qualche volta anche con i suoi vecchi, tutti i taconai. Le sedie non erano tutte uguali, soprattutto nelle case povere. Uno era il gotto veneto e il bicchiere veneto, questo qua col culo stretto, che in realtà serviva anche a mangiare all'inverno Puenta Rosei, perché questo qua, fatto in questa maniera, se voi altri, che non è legale, però una volta che aveva fame, se voi altri lo metti nella neve quando nevica, che metti una briciola di pane, l'oseito che va dentro non riesce più a venire fuori. Questa è una mosca roia, che non è niente altro che una trappola per le mosche. Ah, ma anche questa è vera. Sì, è vera, sì. Insieme alla toia che era sempre una renga piccata, gli tagliava una fetta di punta con spago e appoggiava sul pesce. Porta sculieri e pironi. L'antenato di Ikea praticamente. Esatto. E il secciaro. Quindi- Di qua dove si lavava una volta tutto quanto. Questo qua è il ginocchio, si blocca il caliero e si fa la punta. Ah. Mena punta o socco per la punta. La farina
quella là più fina da una parte e quella pointa dall'altra. Te portavi il tuo sacco del sorgo al muin, masenare per farti la pointa tua. Questo è il torchio, Esatto. che serve per fare i bigoli, Bigoli. che sono praticamente gli spaghetti veneti. Si mette dentro. Giù c'è lo stampo per far sotto- uscire la pasta. esatto. Bisogna venire qua per imparare a amare la nostra regione. Proviamo per capire cosa che vuol dire essere veneti e non aver paura di parlare in lingua veneta, perché non è un dialetto. Sapere da dove si viene per sapere dove andare. Esatto.